il ministro delle infrastrutture a Venezia, incontro con i comitati no all'ipotesi Marghera, dice rilanciando San Nicolò e Chioggia, possibile un referendum per decidere. Frana di Schiucazze, pochi minuti prima delle 15 esplodono le 40 cariche di dinamite, parte della frana è venuta giù, le rocce si sono fermate sui container sistemati a protezione delle case. Infortunio mortale sul lavoro a Merlara in provincia di Rovigo, 54enne albanese, addetto alle pulizie, muore schiacciato da una pila di bancali che gli crolla addosso. Operazione dei carabinieri di Este che ha sgominato una banda di truffatori senza scrupoli che derubavano gli anziani soli, si fingevano medici dell'INPS per conquistare la loro fiducia, 3 arresti. Rapina di Noventa Vicentina, è durata solo 24 ore la fuga di Enrico Paci, il secondo killer che investì e uccise la dipendente di una ditta intenta a prelevare del denaro al Postamat. Al via 3 giorni del raduno triveneto degli alpini a Tolmezzo, nel pomeriggio paura per una scossa di terremoto del 4° grado, cadono calcinacci, non si registrano feriti. Grigliero 20 si veste di rosa per la 14ª edizione, nel programma Jesolo il 20 luglio parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lega Tumori. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Dunque in primo piano le grandi navi, dopo l'incidente alla Giudecca e la protesta di migliaia di cittadini e associazioni, oggi il sopralluogo del ministro Toninelli in Laguna che annuncia Chioggia o Lido come alternative. E fino ad oggi purtroppo qua a Venezia sulla questione grandi navi esistevano solo alcune idee, non esistevano i progetti. I tecnici hanno filtrato le idee esistenti, hanno scelto quelle che potevano essere soluzioni percorribili e abbiamo questi primi documenti che sono San Nicolò, come vi ho detto, e Chioggia. Li abbiamo perlustrati, ci portiamo a casa questo bagaglio di conoscenze ulteriori perché ritengo sia fondamentale non solo studiare e valutare sulla carta, ma vedere anche visivamente, quindi toccare con mano quelle che sono i siti locali. Al termine del sopralluogo in Laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera vicino a Bacino San Marco, il ministro Toninelli ha ribadito l'idea di Chioggia e San Nicolò come opzioni, escludendo Marghera e il canale dei Petroli. Non vi nascondo ovviamente che aver visitato la parte del porto di Marghera, che ricorderete tutti era stata definita da tanti, a partire anche dal sindaco Brugnaro, come una soluzione pronta, come un dossier già definito nel cassetto del sottoscritto, non c'era alcun dossier. Però ci sono alcuni dati tecnici che non dico io ma che dicono quelli che lo fanno di mestiere. Arrivando dal canale dei Petroli, una grande nave da crociera, 340 metri e passa, che deve fare nel bacino di evoluzione, c'è una curvatura tale da poter attraccare in quello che loro ritenevano essere già un progetto esistente, cioè la banchina del nuovo porto crocieristico a Marghera. Ci sono forti criticità e la criticità è la sicurezza. Se a ciò abbino il fatto che nel canale Petroli c'è una viabilità promiscua, cioè o adesso passa una nave petroliera o una nave porta mega container e dopo 5 minuti passa una nave da crociera con a bordo 6-7 mila persone, e porto la memoria di quanto accaduto il 2 di giugno con l'incidente che tutti abbiamo visto, che solo grazie a Dio non ha portato feriti gravi o morti. Io sono preoccupato perché in quella zona, quella è una zona ricchio-seveso, ci sono raffinerie, ci sono stoccaggi di benzine e ci sono petrolchimici. Il ministro non esclude un referendum. Per legge, un decreto del 2018, è necessario per questi tipi di progetti, per questo tipo di cantieri, fare una consultazione pubblica, un dibattito pubblico. E siccome siamo un Movimento 5 Stelle e non vogliamo far calare dall'alto alcuna decisione che venga poi subita dai cittadini che magari volevano avere anche qualche informazione in più, lì gli porteremo tutte le informazioni che ora non avevano e magari si formavano giudizi su dati che non erano scientificamente corretti, e poi magari faremo anche un referendum. I veneziani però stanno aspettando da troppo tempo una soluzione. Troveremo, ed è un altro punto importante, non solo la soluzione definitiva per portarle fuori, ma stiamo cercando di lavorare anche su una soluzione provvisoria per il tempo strettamente necessario a portarle definitivamente via dal canale della Giudecca, come tutti, comprese le compagnie crocieristiche, vogliono. Poco dopo il Ministro ha incontrato alcuni esponenti del Comitato No Grandi Navi, sentiamo com'è andata.
Abbiamo consegnato l'ultimo esposto prodotto da Ambiente Venezia e Comitato No Grandi Navi, abbiamo ribadito l'importanza di questa battaglia che va avanti da 7 anni ormai, anzi forse dal settembre del 2011 possiamo dire, e quindi la necessità che la voce del Comitato dei cittadini, delle 10.000 persone che c'erano sabato scorso in manifestazione a Venezia, venga ascoltata e venga presa in considerazione, che è quella che dice uno stop al passaggio delle navi, e quindi speriamo che venga recepita positivamente questa posizione sulla questione dell'applicazione del Clinipassera. Il ministro Toninelli non ha incontrato il sindaco Brugnaro né il presidente della regione Zaia, ma ha detto sì a un breve incontro con una delegazione del Comitato No Grandi Navi. Una manifestazione, voglio dire, della potenza del corteo di sabato, perché è abbastanza, e ci fa piacere questo, è abbastanza singolare che non incontri Zaia e Brugnaro, ma che scelga invece di incontrare il comitato. L'intenzione è quella di far capire al ministro che serve una soluzione subito, ma soprattutto serve un progetto valido. Il Vittorio Emanuele è una bugia, Marghera è una bugia, non esiste alcun tipo di fattibilità di queste pseudo soluzioni che non sono soluzioni. Chioggia, quando Toninelli dice fuori le navi alla laguna e poi dice Chioggia, noi gli regaleremo una cartina della laguna, perché Chioggia è dentro la laguna, gli diamo questa dritta al ministro. Chioggia non ha un progetto, nessuno, non so voi se l'ha presentato prima in anteprima, ma nessuno ha mai visto un progetto su Chioggia. L'altra cappata del porto in spiaggia San Nicolò, anche quello ha lo stesso valore di una chiacchierata al bar tra due amici che hanno bevuto troppo, perché non è anche questo non ha alcun tipo di valore progettuale, non esiste alcun progetto. L'unica cosa sensata da fare, noi lo ribadiremo così come è stato ribadito da 10.000 persone sabato, avete avuto 6 anni per trovare una soluzione, governi tecnici, governi di destra, governi di sinistra, governi del continuità e del cambiamento. In 6 anni non avete fatto niente, nulla, assolutamente zero. State ancora brancolando nel buio rispetto a quali soluzioni attuare. Ed ora ci spostiamo nel Bellunese con la frana di Schiucazze. Pochi minuti prima delle 15 il fortissimo boato, esplodono le 40 cariche di dinamite, parte della frana è venuta giù. Alle 14.50 l'esplosione che ha fatto tremare la montagna. Cittadini e residenti in nasi all'insù hanno guardato il momento esatto, proprio quando parte della frana è venuta giù. 40 le cariche di dinamite posizionate da Veneto Strade. In un attimo sono scesi oltre 1.300 metri cubi di pietra, rocce che sono piombate sui container sistemati a protezione delle case. Un'operazione certosina che ha fatto tirare un respiro di sollievo, soddisfatto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Diciamo che è andata bene, possiamo tirare un primo sospiro di sollievo, è stata fatta brillare gran parte della frana, c'è ancora una parte che va rimossa, però diciamo che la situazione di rischio è molto migliorata e quindi adesso si può intervenire ragionevolmente con i mezzi meccanici e quindi insomma diciamo che il primo sospiro di sollievo lo possiamo tirare. Una parte della frana è scesa, ma l'intervento non è concluso, si potrebbe continuare, spiega l'assessore Bottaccin, con i mezzi meccanici. Adesso si interverrà nella parte superiore dell'alto con mezzi meccanici, verrà tolto del materiale appunto partendo dalla parte alta e poi si procederà verso il basso. Non è escluso, ma adesso stanno valutando un ulteriore intervento come quello di oggi, però ripeto, diciamo che nel complesso è andata molto bene e quindi siamo molto fiduciosi e i tempi di rientro anche delle persone evacuate penso che potranno essere molto compressi. Un'esplosione a poca distanza da quel piccolo borgo diventato fantasma il 12 maggio,
quando in fretta e furia i cittadini furono allontanati dalle loro case. Ma loro non si sono mai arresi, ogni giorno si sono recati nei pressi del borgo per controllare i movimenti della frana ed oggi per la prima volta sono riusciti a sorridere. Non è ancora finita, ma ora è più che una speranza, presto potrebbero tornare nelle loro case o riprendere le loro attività produttive. Martedì o mercoledì l'assessore regionale Veneto Strade e amministratori faranno il punto della situazione, ci vorrà qualche settimana, dicono, per ripristinare tutto, ma ora la salvezza del borgo è più vicina. Un uomo di 54 anni albanese che lavorava per una ditta di pulizia è morto oggi in un magazzino della Bormioli a Merlara. Una pila di bancali è crollata addosso alla vittima che risiedeva a Castelmassa. La fabbrica opera nel settore della chimica. I carabinieri stanno svolgendo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Ed un altro incidente mortale è avvenuto invece nel Veronese. Un 47enne di Valeggio sul Mincio è morto in un incidente nel comune appunto veronese. L'uomo era alla guida della sua Vespa 125 quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un palo. E continuiamo con la cronaca. Operazione dei Carabinieri di Este che ha sgominato una banda di truffatori senza scrupoli che derubavano gli anziani soli. Conquistavano la fiducia degli anziani suonando alle loro porte, dicendo di essere medici dell'INPS venuti a verificare i requisiti per un probabile aumento della pensione. Con questo subdolo raggiro entravano nelle case e rubavano, lasciando le vittime avvilite e mortificate. Almeno 4 i colpi contestati ad una banda senza scrupoli di truffatori: 2 uomini, Cosmo Puleio di 52 anni, Francesco Catter di 35, una donna, Soleima Floriani di 31 anni. Tutti pluripregiudicati sono stati arrestati dai Carabinieri di Este. Agivano sempre allo stesso modo. Si qualificavano come falsi medici per carpire la fiducia degli anziani. Di seguito entravano all'interno delle abitazioni mentre uno li distraeva l'anziano e gli altri complici provvedevano a fare, rovistare l'interno delle abitazioni ed asportare denaro e oggetti preziosi. 3 i colpi messi a segno nel Padovano tra marzo e aprile, a Barbona, Conselve e Tribano. Un tentato raggiro a Rossano Veneto. Qui la signora ultra ottantenne ha capito di essere una preda di truffatori e li ha messi in fuga urlando. A Barbona invece la vittima aveva più di 90 anni, ma nessuno scrupolo di coscienza ha fermato i 3 che l'hanno derubata di gioielli e poche centinaia di euro. Fondamentale per arrestare i 3 malviventi sono state le testimonianze dei vicini di casa degli anziani che hanno segnalato ai carabinieri una Ford Focus utilizzata per i colpi. I militari in questi mesi d'estate danno alcuni consigli agli anziani per evitare di essere truffati. Assolutamente non devono aprire a nessuno e la prima cosa da fare, se si tratta di uno sconosciuto, informare o le forze di polizia o ancor meglio i propri congiunti prontamente reperibili o addirittura il vicino di casa. Qui parliamo, come vi dicevo, di un'ottima sinergia di aiuto che abbiamo avuto dai cittadini residenti vicino agli anziani che hanno segnalato la targa della macchina, a seguito della quale poi abbiamo potuto costruire un'indagine produttiva. Rapina di Noventa Vicentina, è durata solo 24 ore la fuga di Enrico Paci, il secondo killer che investì e uccise la dipendente di una ditta intenta a prelevare del denaro al Postamat. Sentiamo. Una fuga durata 24 ore da anche Enrico Pace, 29 anni, napoletano, è finito in manette. Pace, con buoni inconti, 45 anni, sono i responsabili della rapina del 13 marzo scorso a Noventa Vicentina, è finita nel sangue, dove ha perso la vita la 50enne Michaela Stoicesco. La donna, con la nipote, ricordiamo, per conto della ditta per cui lavorava, stava prelevando del contante al Postamat di Noventa. Già da ieri abbiamo intensificato, grazie soprattutto ai colleghi di Napoli che hanno intensificato i controlli, abbiamo proprio accerchiato la persona che si era resa latitante e alla fine è stata costretta proprio a quasi direi a costituirsi. Delle ore scorse il blitz nel quartiere di Poggioreale a Napoli, tra i vicoli palazzoni uno attaccato all'altro. Pace era riuscito a trovare la via di fuga mentre il suo compare Buoninconti non era sfuggito alle manette. I militari però non hanno desistito ed anzi intensificato controlli monitorando la zona fino a individuare in un appartamento poco lontano da dove abitava il 29enne trasfertista del crimine. Non ho offerto nessuna resistenza ed anzi quasi era rincuorato che fosse finito questo periodo di latitanza.
latitanza. 3 mesi di indagini minuziose, oltre 5 milioni di tracce telefoniche controllate, ore di video verificate, migliaia di scontrini autostradali analizzati hanno consentito ai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza di assicurare alla giustizia 2 malviventi con diversi precedenti penali che a Noventa Vicentina hanno agito senza alcun interesse per la vita umana. Ci spostiamo nel Trevigiano, notata di paura a Villorba, residenti svegliati da alcuni colpi di arma da fuoco, una donna di 49 anni è rimasta ferita ad una gamba, sulla vicenda indaga la squadra mobile. Un agguato in piena regola è accaduto la notte scorsa a Villorba. Da un'auto in corsa sono stati esplosi almeno 3 colpi di pistola contro un camper di nomadi parcheggiato in un'area privata lungo viale 4 novembre all'incrocio con via Rocchette. Tutto è accaduto intorno all'1:15. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito gli spari ed hanno subito allertato il 113. Immediatamente è stata inviata sul posto una volante. All'interno del mezzo colpito dai proiettili una coppia di nomadi, entrambi 49enni con precedenti di polizia. La donna è stata raggiunta da un colpo alla gamba. Il marito ha così caricato la moglie sull'auto e si è diretto verso l'ospedale, da dove era stata già fatta partire un'ambulanza. All'altezza dell'ippodromo Sant'Artemio l'uomo ha intercettato il mezzo del SUEM. I sanitari hanno così caricato la 49enne prestandole le prime cure. La donna è stata ricoverata al Cafoncello ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo una volante si è diretta sul posto dell'agguato, illesi tutti gli altri occupanti di un'altra roulotte parcheggiata vicino a quella presa di mira, tra cui il figlio 20enne della donna rimasta ferita. Preoccupato per l'accaduto il sindaco di Villorba Marco Serena. La sicurezza dei cittadini, ha spiegato, è sempre in primo piano nel nostro comune, poi ha aggiunto. Io so che le forze dell'ordine, unitamente alla nostra polizia locale, monitorano il territorio comunale e quindi non c'è nessun allarme di natura sociale. Sono episodi che non si vorrebbe non succedessero mai. Detto questo, per gli approfondimenti del caso chiedo alla prefetto di Treviso di convocare un comitato sulla sicurezza pubblica con urgenza. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. La polizia scientifica avrebbe già repertato alcuni bossoli e altro materiale utile alle indagini. Non solo, ma saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo gli investigatori stanno scavando nel passato degli occupanti del campo nomadi, quasi tutti pregiudicati, per accertare quali siano state le motivazioni che hanno armato i responsabili. Oggi l'addio a Giuseppina Lobrutto, la 62enne, morta venerdì notte nello schianto contro un'auto condotta da un 22enne di Quinto che, secondo quanto dichiarato dalla fidanzata, gli inquirenti avrebbe sterzato volontariamente per mettere fine alla propria vita e a quella della ragazza, non rassegnandosi alla fine della loro storia. Strazianti le parole del marito di Giuseppina che viaggiava a suo fianco. La sala del commiato di Santa Bona non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppina Lobrutto, che hanno voluto stringersi intorno al marito Flavio, lui che quella maledetta notte era seduto accanto alla moglie prima del tragico schianto a Povegliano. L'uomo fino a ieri in ospedale per le ferite riportate mostra evidenti i segni dell'incidente. Non vuole la sedia a rotelle quando scende dall'auto, aiutato dai familiari entra nella sala a piedi. È lui a parlare per primo, nelle parole pronunciate a fatica l'amore per la sua Giusy. Chi mi conosce, dice, sa come mi infastidiscano certe cose, come lei riuscisse a farmele sopportare, e adesso credo che senza di lei non potrò farlo. Me ne vorrei andare, vorrei chiudere gli occhi, non pensarci più. Lei prima era con me e un attimo dopo non c'era più. La mia anima e il mio cuore mi sono stati strappati via, continua Flavio. Io non sono più quello che conoscevate e non potrò più esserlo. Se fosse sentito, senza sentire il suo cantone, la sua parlata, senza vedere la sua visione. Era l'amore della mia vita, stavamo insieme da quando eravamo bambini, continua sempre il marito di Giuseppina. Gli amici mi hanno fatto promettere di tenere duro per lei, perché abbia giustizia, ce la metterò tutta. Mettersela tutta, perché lei abbia giustizia, perché queste cose non devono più accadere. Perché delle persone così non devono più andarsene in questa maniera orribile, che non so fino a quando potrò resistere, perché senza magari per la vita
veramente finito. Dopo il discorso del marito si alternano interventi di amici e familiari, intervallate dalle canzoni che Giuseppina amava, come Mediterraneo, di Mango, Insieme a te non ci sto più, di Caterina Caselli. Nelle parole dei presenti, frammenti di vita condivisi con Giuseppina, descritta come una donna piena di vita, sempre disponibile con il sorriso sulle labbra, pronta a cucinare qualche prelibatezza o a cucire un vestito da carnevale per i nipotini. Un'amica ricorda la sua battaglia contro il cancro affrontata senza mai lamentarsi fino a vincerla, e poi quell'amore profondo che la univa al compagno di una vita. Giuseppina non è morta una coppia, dice, e un altro amico aggiunge che il sacrificio di Giusy sia da monito soprattutto per i giovani, per capire il valore della vita. Le ultime parole sono quelle del marito Flavio: è stato bello stare con voi oggi, ma questo non doveva succedere. Ed ora invece il collegamento dalla caserma di Tolmezzo con Lucio Zanato, che ci doveva raccontare del via della 3 giorni del raduno triveneto degli Alpini, ma ci deve parlare anche del terremoto. Lucio, sei con noi? Sì, Daniela, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3 Nord-Est. Come vedete alle mie spalle i monti della Carnia, ma soprattutto una delle camerate della caserma Cantore, perché questa è la vera notizia per questa adunata triveneta degli Alpini, almeno la notizia di apertura doveva essere questa, perché in realtà intorno alle 15:50 oggi qui c'è stata una scossa di terremoto del 4° grado della scala di Richter. L'abbiamo sentito chiaramente, l'abbiamo vissuto insieme alla gente, e allora adesso vi facciamo vedere il servizio che abbiamo realizzato per voi. Parte con la scossa l'adunata triveneta degli Alpini di Tolmezzo. Il sisma, valutato dal 4° grado della scala Richter, è durato pochi ma intensi secondi. Alle 15:50 la terra ha tremato, sorprendendo tutti, ma non le strutture che dopo la devastazione del 6 maggio del 1976 sono tutte antisismiche. E sono bastati pochi secondi per risvegliare tra la gente di Tolmezzo il ricordo di oltre 40 anni fa. Adesso siete uscite tutte per il terremoto? Certo. Ma cosa avete sentito? Per me era sussultorio anche abbastanza forte. Stavamo preparando dolci per la festa degli Alpini. Stavamo lavorando e lui è arrivato. Ci siamo abbracciati e poi abbiamo detto: scendiamo 15 minuti. E allora aspettiamo che passino i 15 minuti e torniamo su a lavorare. Prendiamo fiato. Così. Come c'è stato un attimo di... Panico sì, sul momento, perché uno non sa come comportarsi, lì rimane bloccato, ma poi la paura ti fa scappare per forza. I ricordi riaffiorano. Sì. Residenti che comunque non si abituano alla terra che trema, ma soprattutto tanti alpini che con le famiglie sono arrivati per la 3 giorni alpina. Dove venite? Da Treviso. Sentito il terremoto? Sì, infatti 5 minuti fa, 10, mamma mia, è la prima volta che sento un terremoto. Con uno scoppio è una cosa incredibile, veramente. E la gente qua ha più paura, veramente. Sì. Però c'è una differenza rispetto al 76, qua è tutto antisismico. No, non ho sentito anche quelle, perché non ero qua a Fahrenheit, ero a Tai. Però come la prima volta sentendo lo scoppio mi sembrava che fosse magari, non so, un camion che avesse battuto su un muro o qualcosa, veramente sono stato un po' impressionato. Un sisma che non ha fatto danni e che non ha rovinato la festa, semmai ha ricordato come proprio gli alpini siano stati anche qui i primi a portare soccorso alla popolazione. E allora noi rientriamo qui dalla caserma Cantore proprio per parlare di questa adunata triveneta degli Alpini. Con me ho un alpino che qui ha fatto il militare. Cosa si prova a ritornare alla caserma Cantore dopo quanti anni? 31 anni ho fatto il servizio qui militare a caserma Cantore, 17ª batteria, con l'incarico 21A conducente Muri. Ecco, ma cosa si prova a tornare? Enorme soddisfazione, non lo nego dire. Per fortuna ho trovato 2 grandi amici, Diego e Roberto, che mi hanno accompagnato in questa grande impresa. Però c'è un'altra grande amica, mi pare un mulo, giusto? Sì, Violette. Ecco. Con questa mula abbiamo fatto l'esperienza, partiti da Malgacanidi l'anno scorso, siamo andati a Trento, facciamo parte del gruppo Alpini di Fara di Soligo, lo facciamo, no, non vogliamo far vedere che siamo eroi, lo facciamo perché è giusto anche far riconoscere alla gente, ai bambini, cos'è una mula, perché per strada ci chiedono: ma è un cavallo o cos'è che è? Comunque, tornando a questa caserma, è una bella esperienza di rivederla, rientrare, è un po' come tornare nella giovinezza.
Sì, tornare indietro di 31 anni. Sì. Allora, tante le iniziative nei prossimi giorni, questa sera ci saranno dei concerti, noi questa sera avremo uno speciale Ring dalle 21:15, naturalmente in diretta sia negli studi di Treviso sia qui a Tolmezzo, vivremo insieme insomma questa donata triveneta degli alpini che seguiremo anche domani e poi dopodomani e naturalmente tutti insieme qui per questo momento con le penne nere. Adesso restituisco la linea allo studio. L'ultima cosa. Grazie a Lucio Donato e ai suoi ospiti e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Parliamo di Griglie Roventi che si veste di rosa per la 14ª edizione, in programma a Jesolo il 20 luglio. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lega Tumori. La 14ª edizione di Griglie Roventi si veste di rosa. Pink Edition il 20 luglio in piazza Torino per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Parte del ricavato sarà infatti devoluta all'attività dell'associazione e alla ricerca. È un connubio molto interessante, vuol dire che il messaggio della LILT, prevenire, vivere, che la conoscenza aiuta, può passare questo messaggio anche attraverso iniziative e situazioni ludiche come in questo caso, di simpatia, di bella compagnia, quindi un grazie particolare e speciale agli organizzatori di Griglie Roventi perché portano avanti il nostro messaggio anche attraverso iniziative di questo genere. Il campionato di barbecue più grande d'Europa declinato al femminile, anche se la presidente della giuria, la food blogger Angela Maci, mette i puntini su lei. Devo dire che la griglia è uomo, Dopo tanti anni di Griglie Roventi devo dire che è più uomo che donna, però ce ne sono sempre di più, ogni anno sono sempre più partecipi e secondo me quest'anno ancora di più con la Pink Edition, anche perché per loro c'è qualcosa in riservo. 14ª edizione, quella curata da Idee Europee, che, dice il responsabile per Giorgio Paladin, raccoglie di anno in anno un'adesione sempre più ampia. 200 i maghi della griglia in gara, 100 coppie che cercheranno di superare il livello e, perché no, anche le curiosità della scorsa edizione come gli insetti grigliati. Iscrizioni dal 17 giugno per Jesolo, un evento che si rinnova e si arricchisce. Siamo molto contenti perché comunque l'idea del barbecue si sposa molto bene con l'idea del mare, quindi con la nostra spiaggia. Ci aspettiamo come sempre tanta ottima carne e soprattutto tanto divertimento perché i concorrenti ogni anno ci stupiscono in positivo e non vedo l'ora di vedere appunto questa Pink Edition cosa ci svelerà. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la puntata speciale di Ring sulla donata triveneta delle penne nere. Ed è davvero tutto, vi lascio ora le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, l'alta pressione ci regalerà una giornata di sole, ma vediamo il dettaglio di sabato 15 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime roventi tra 28 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, il tempo sarà asciutto e stabile ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane non si esclude qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.